Cari amici, buongiorno e bentornati sulle frequenze di Canale 36. Questo è un nuovo appuntamento con Linea Grassa in trasferta in direzione Orvieto. Io sono sempre il vostro Ricky Conti, buongiorno. E qui con me c'è il pilota Paola Scelli, buongiorno. Come di consueto stiamo per raggiungere il nostro amico e cuoco dell'osteria Fiorluce, lo chef Emanuele Traverso, che si esibirà per l'appuntamento quotidiano. Oggi è venerdì 21 febbraio 2014 presso il Poggio di Orvieto, sempre con dei piatti a base di riso, dall'antipasto al dolce. Qualcosa da dire? Sì, che mi diverte un sacco vedere in autostrada la contraddizione del fatto con minacciosi cartelli che ti dicono le catene a bordo per pericolo di neve, che saranno 15-30 gradi e quindi ci domandiamo questa cosa cosa voglia significare. In effetti, se vi ricordate, l'anno scorso c'erano gli alberi addobbati a mo' di presepio e, come potete notare, c'è la primavera attualmente, un po' prematura, però va bene, meglio così. Ecco un UFO volante arroccato su una torre. Non sto scherzando, tra l'altro anche un crocifisso sopra, quindi sono degli alieni cristiani. Eccoci qui, siamo appena stati all'autogrill in the end. No, volevo dire in prossimità di Rovigo, giusto? Abbiamo mangiato un buon briochino, un buon cappuccino, esatto. Ed ora sulle note di Tom Jones siamo qui a contemplare la primavera che profetizzava Annalisa Scarrone più di un anno fa. Abbiamo anche visto una messa in un campo di alcuni alieni cristiani di prima che hanno con il loro rabbino. Però ebrei abbiamo scoperto. Esatto, però ci avevano detto di non riprendere perché funziona un po' come in tribunali in America, dove le riprese sono vietate. Nel frattempo però io mi sono prodigato, ho fatto uno di quei dipinti, sapete, ad acquarello, che poi vengono mandati al telegiornale. Lo mostreremo più avanti. Ok. Guardate, praterie sconfinate. Sì. Su questo desolante paesaggio autunnale ricordiamo ai gentili telespettatori che la settimana prossima, venerdì 28 febbraio, Risate e Risotti sarà all'Osteria Fiorluce a Camisano Vicentino, in via Badia 171. Siamo in prossimità di Bologna, Casalecchio, l'uscita dall'autostrada. Abbiamo appena passato l'aeroporto e il nostro viaggio continua. Siamo qui sempre con il buon Paola Scelli. Io sono il vostro Ricky Conti e siamo qui in direzione di Risate e Risotti, che ricordiamo ai nostri amici telespettatori da casa si terrà sempre al Poggio di Orvieto, come l'anno scorso, a Ziconia, frazione di Orvieto. E tu non lo sapevi? Abbiamo trovato lo sfondo per desktop di Windows 95, ho a scelta la vecchia sigla del TG2 Meteo. E in compagnia del buon Tom Jones viaggiamo alla mercé di una interminabile carovana di camion verso la nostra destinazione. Eccoci qui, siamo in prossimità di Orvieto. Come potete notare dalle nostre immagini, la città si erge di fronte a noi ed è ancora lì. E tra poco saluteremo i nostri amici, tra cui anche il buon Luca Pozzuoli, presidente di Risate e Risotti, oltre al nostro amico chef Emanuele Traverso.
facendo un safari. Esatto. Adesso Siamo nel viottolo del Poggio di Orvieto. Esattamente. Qui definirlo sterrato A dire poco, ma la nostra Punto 4x4 riuscirà nell'inverno? Ecco, vediamo in lontananza. Abbiamo tra l'altro, mentre viaggiavamo, incontrato un sacco di pratini all'inglese, mentre guardate, questo pratino all'inglese è bruciato, completamente bruciato. La varietà di vegetazione ci spiazza. Cari amici, bentornati sempre su Linea Grassa, siamo qui con lo chef Emanuele Traverso, il protagonista di questa serata di risate e risolte organizzata dal presidente Luca Puzzuoli. Caro Emanuele, siamo di nuovo qui. Buongiorno. Che cosa ha in serbo per noi quest'oggi? Beh, più che serbo anche un croato. Meglio l'Ucraina. L'Ucraina è meglio lasciarla stare. Allora, stiamo impastando i soufflé e il formaggio con i funghi. Abbiamo il couscous. Bene. E poi ci sarà anche un bel risottino con i porcini. Ottimo, fantastico. E terminiamo con i paccheri ripieni con l'agnello stufato. Oh, wow, al attenzione. finocchietto. Tra l'altro ringraziamo lo staff del Poggio per averci fornito un lauto pranzo, noi che siamo arrivati da poco. Il cibo. Esatto, e ricordiamo a tutti la temerarietà del nostro amico che nonostante sia influenzato e in condizioni un po' debilitate non manca di sorridere alle nostre telecamere e non mancherà sicuramente di impegnarsi al 200% Da paralisi. nelle pietanze di questa sera per portare a casa un altro risultato eccellente. Grazie caro Emanuele, la lasciamo ai suoi router, ai suoi subbiotti di Coca-Cola e ci vediamo questa sera a risate e risotti. Grazie. Buonasera a tutti, siamo arrivati finalmente a Civita di Bagnoregio, che è alla nostra sinistra. Forse riuscite a intuire qualcosa. Poi la inquadriamo meglio. Ci può spiegare? È una città molto carina, diciamo che è famosa perché qui c'è il menhir di Obelix in cui Esatto, ecco lo vedete inquadrato in questo momento. Con l'epigrafe e tutto da parte di Asterix che ricorda il suo vecchio amico. Bene. E anche perché quella città sta franando lentamente, è chiamata anche la città che muore. E andremo a visitarla e vi racconteremo qualche aneddoto nuovo. Bene, con adeguate immagini, grazie, a dopo. Eccoci qua, siamo all'ingresso della camminata mentre mi sto rabbaltando su un sasso che ci porterà a vedere la città che defunge, di cui vediamo il primo edificio illuminato. Bene, possiamo andare? Possiamo andare. Bene. Andiamo. Ecco, sfidando strapiombi infernali senza fondo, alla fine ce l'abbiamo fatta. Con i potenti mezzi di Canale 36 ora vi faremo vedere in esclusiva in notturna la camminata. Fatto noi, guardate, questa è vista dall'alto. Questa è la scalinata che porta alla prima casa lì in fondo all'angolo dove c'è solo il cancello, la casa non esiste più perché è andata miserevolmente all'inferno. E anche alle nostre spalle è la stessa cosa. Alle nostre spalle abbiamo qualcosa di molto simile, anche qui c'è una finestra, un cancello e il nulla. Non vi fa paura. E quella cos'è? Un'antica porta? Lo scopriremo. È la porta della città. È la porta della città? Sì. Bene. Lei è bellissimo con questo effetto, sì, che la fa vedere con gli occhi da demonio. Bravo. Sì, c'era una casa anche qui una volta. Sì. Qua si vede già meglio. Sì. Guardate il profilo del tetto e sopra di quello non c'è niente. Ok.
Santa Maria della Porta. Un gatto, sì, un gatto, un grazioso gattino. Altri edifici abbandonati, però non è proprio tutto morto. No, sono sempre di bed and breakfast. Sì? Di break and fest? Guardate che grazioso vicoletto che porta al nulla. Fa sempre La classica Madonna. La piazza. Sì, questa è la piazza municipale, giusto? Dove una volta c'era. Esatto. Provo a toglierlo, vediamo cosa si vede. Finché c'è un po' di relativa luce procediamo senza. Andiamo alla piazza, poi facciamo il giro. Sì. È andata un'agave direttamente sopra il tetto. Ah, bene. Le piante grasse crescono a caso sui tetti. Questa è una continua lotta tra la natura e l'uomo. Quindi c'è un albero nato sulle... Ecco, il cielo ci lascia un messaggio. Giunto così in alto, mentre vaghi per le vie di questo antico borgo, sii rispettoso della sua storia, ora fatta di silenzio, di voci portate dal vento, di fiori che sono la vita. Abbi cura. Chiesa, campanile, piazza in terra battuta e il bar Enoteca da Pepone. Peccato che è chiuso, siamo arrivati tardi. Qua forse non si vede bene, ma c'è un cancello con un giardinetto e qua c'è la fine. Una lampadina spenta, palme. Il nulla. Perché hanno ancora le luci comuni. Buonasera, abbiamo appena finito il giro della città, molto bella, e abbiamo scoperto che è stata fondata dai Etruschi nel 2500 anni fa più o meno. Già allora ebbero problemi di smontamenti e crolli. Pensate che la porta che avete visto prima in alto era una delle 5 porte della città, che adesso non ci sono più perché sono tutte fermate. Quella è l'unica rimasta. Quella è l'unica rimasta. E sono arrivati i romani e i lavori di consolidamento dei romani, noi pensavamo fossero stati fatti adesso, in realtà sono gli unici che tengono sulla città veramente. Quindi sono ancora quelli, le arcate che ci sono qua sotto sono le stesse. Diceva anche l'esistenza di un tunnel che adesso percorreremo da una parte all'altra della città. Bene, perfetto. Diceva che la struttura è stata conservata poi nel corso dei secoli. Nel corso dei secoli, anche fino all'epoca medievale, hanno voluto mantenere le costruzioni come erano al tempo. Quindi diciamo che i Etruschi hanno mostrato cosa sapevano fare. Non sapevano solo sciare senza la neve, ma sapevano anche costruire bene. Quelli che sono scappati in Russia sono rimasti qui e hanno fatto bene. questa magnifica città. Salutiamo allora Bagno Reggio e la sua Civita. E tutti i suoi santi e gatti. E tu i santi e gatti, esatto. Abbiamo trovato una succiolata di 8.000 gatti che venivano nutriti simultaneamente. Da un essere umano solo. Esatto. E adesso ce ne andiamo a risate e risotti. Voglio vedere come
Paoli che ci ha gentilmente accolto, la tavolata dello Straw Food, e sempre il buon Paolo Ascelli che ci sta per dire quali sono le pietanze che assaggeremo questa sera. Sì, abbiamo per cominciare un soufflé ai funghi su pesto di erbe e noci, un couscous con riso e rape rosse al bacon croccante e grana, morbidoso con marmellata di peperone e cipolla caramellata, paccheri con stracotto di agnello al finocchietto su fonduta di pecorino, risotto di porcini con cascata di mele e riduzione. Ma siamo solo al primo? Sono tutte queste cose qua. Poi l'anatra che incontra il pollo, sarà una cosa sessuale immagino, con salsa di mirtilli, insalata croccante e con lenticchie e quinoa, che deve essere un qualche animale velenoso della zona. Poi bavarese di riso col suo croccante. Con il suo croccante, non quello di qualcun altro. No, è il suo, puntini puntini. Bene. Caramello mu, che sta per Maurigno, spennellata di hibisco e fiori. E i vini sono la cantina Grattavecchi di Montepulciano. Ecco, tutto questo 30 euro. Assaggeremo la Grattavecchi di E Montepulciano. abbiamo anche con noi, se si riesce a intuire, Questa sera sì, Carmine Faraco. il comico di questa sera sarà Carmine Faraco, che abbiamo già individuato all'interno del locale, e qui con noi oltretutto siamo in compagnia del buon Moreno Nazzaretto. Buonasera, eccoci. Certo, stiamo per mostrare per la prima volta sugli schermi una nuova stella nascente dell'ambito artistico, e per la precisione ci dica pure di cosa si occupa. Studia, vabbè, canto Canto e pianoforte. Canto e pianoforte? Bene. E si chiama, per i nostri amici a casa, Beatrice, piacere di conoscerla. Grazie. Il momento dell'immancabile aperitivo di Paola Ascelli. Pane, olio E basta in questo e basta. perché non c'è nient'altro. Sale, pepe, grana. Volevo mettere un po' di quelle granagne che ci sono dentro Sì, il riso. alla candela. Giustamente abbiamo anche il lumino con il portalumino in riso, ripieno di riso. È il solito macello, ma intanto abbiamo visto Jessica che si è affacciata dal balcone della cucina e ha cominciato a portare i primi piatti. Questa sera il locale registra un pienone, come potete vedere. Nella sala a fianco, oltre ai nostri amici concierge che purtroppo abbiamo scoperto ci porteranno vino con contagocce, si trova il comico, ovvero Carmine Faraco, ecco, lo vedete inquadrato in questo momento, e con questa bella inquadratura di Jessica vi lasciamo alla prima portata, ovvero all'antipasto che verrà servito a breve al nostro tavolo. Non manchiamo di inquadrare anche Samantha, oltre a capoccioni delle tavolate, con un'inaspettata acconciatura bionda. È una new entry del personale che però non ha ancora un nome, ma glielo troveremo a breve. Non appena il nostro amico concierge ci porterà altre tonnellate di vino, forse. Eccolo qua. Chissà se riusciremo mai a estorcergli una bottiglia intera. Ed ecco il primo degli antipasti, ovvero couscous con riso e rape rosse al bacon croccante e grana, morbidoso con marmellata di peperone e cipolla caramellata, e soufflé ai funghi su pesto di erbe e noci. Ma ecco che si avvicina il promotore di questa manifestazione, ovvero il presidente di Risotti Risotti, Luca Pozzuoli, che forse ci concederà un'intervista. Eccolo qui, per i microfoni di Linea Grassa. Buonasera, come va? Tutto bene? Bene, bene, abbiamo anche con noi l'ambasciatore del Mozambico, il signor Nazzaretto. Esatto, eccolo qui, lo abbiamo con noi in questa serata mondana, e la ringraziamo nuovamente per l'opportunità di averci accolto qui in Ciconia, provincia di Orvieto, e speriamo insomma di... Vi aspetto tutti il 28 febbraio a Camisano Vicentino, Certo. da Emanuele Traverso con special guest la MoMA. Special guest la MoMA, ma soprattutto i sequestratori che saranno Saranno presenti all'Osteria Fiorucce. all'ultimo, come last minute, il papà di Emanuele Traverso. Grande, il grande Gebedì al Traverso.
Dopo il mio concerto. Elena De Simone. Certo. Ah, e faremo, preannunciamo che faremo una coppiata. Concerto di soli canzoni napoletane. Esatto, tra la signorina Elena De Simone e il buon Luca Pozzuoli. Sì, e gireremo tutta l'Europa. Esatto, sopra un cargo per... Sopra un cargo. Esatto. Bene, la ringrazio molto della Poi se disponibilità. volete vi posso presentare anche il noto porno divo Nazzaretto. Certo, va bene, più tardi approfondiremo anche questo aspetto della sua personalità che abbiamo finora ignorato. Pace e bene anche a lei, grazie. Adesso Paolo Selli vi descriverà questo vino rosso di Montalcino di proprietà di Luca Gattavelli. Che ci viene ora servito dal buon sommelier, il nostro amico, il più grosso amico che potremmo avere in questa sera. Se guardi Che quella si chiama? dell'anno scorso ce l'hai. Certo. Grazie mille. Chiedo a Moreno che lui sa, noi fino adesso abbiamo bevuto questo, che cos'era? No, guarda, non mi sono occupato questa. Non sei. Ah, ok. Allora dobbiamo chiedere al signor sommelier. Questo è il rosso di Montepulciano, 90% sangiovese, 10% altre uve a Baccaro. Perfetto. Mentre il bianco che cos'era? Il bianco era sempre della cantina Gattavecchi, era Trebbiano, Chardonnay e Greghetto. Grazie mille. Era diciamo quasi un orbiere. Bene. Chardonnay e Greghetto. Quindi un incrocio, un gradevole incrocio che è andato giù bene, nonostante Linea Grazia. Cin Cin, in Brindisi Questa trasferta Umbra di sempre con piacere, dal Veneto. non possiamo mancare. Veneto con onore. In questo gemellaggio Umbria-Veneto. Bene, quindi ora il nostro buon Paolo Ascelli ci dirà com'è questo Montepulciano. Ecco, visioniamone, sta prendendo le misure col goniometro, attenzione, Trafficato, vino trafficato, assolutamente torbido, non riesco a vedere attraverso. certo, inquadriamolo bene mentre lei ce lo descrive, Digli anche che è freddo, via. È abbastanza è freddo. abbastanza freddo, infatti vediamo che lascia degli aloni particolarmente persistenti, Lascia anche l'alcol sul bicchiere, come potete vedere. deduciamo che non è una bevanda per tutti, No, ma assolutamente. soltanto per stomaci forti che provengono da molti e molti centinaia di chilometri. Esattamente. E un altro gusto corteccioso, erboso, Sì, tufoso, anche un po' di bene, tuffo, senti sa anche di pozzolana magari, pozzolana. e anche un po' di erba gatta per caso. Chiaro. Questo serve per eliminare i problemi all'intestino. Bene, e si abbina dunque con quali piatti? No, col bianco. Ah, si abbina col Sì, bianco. tu puoi bere solo col bianco. Ok, se no, non si beve mangiando niente, ma semplicemente bevendolo l'hanno col bianco. portato per bere il bianco. È un vino particolare che è nato proprio per questo. Non ha altra destinazione se non questa, E ci hanno ok. portato, poi ci porteranno un altro vino che potrà Sì. essere bevuto per poter bere questo, per poter bere questo. Ah, ok, quindi abbiamo un facciamo, ulteriore vino. eccolo, attenzione, eccolo che arriva. Hanno raccontato che è velenoso berli in senso opposto, quindi non Ok. posso bere bianco e rosso. Ma Dobbiamo rosso per forza rispettare l'ordine prestabilito. Bene, dei bicchieri. dal buon... C'è un altro bicchiere che sta servendo. Certo, allora dal buon sommelier ci attendiamo cose sfavillanti anche questa sera, grazie. Eccoci qua. È stato Ecco. rimpinguato il bicchiere. Esatto, allora Vedete, questo intanto è trasparente. spieghiamo ai nostri amici che cos'è questo vino bianco. Questo è vino bianco. Sì. Sì, prego, aspetta c'è la signorina. Aiutiamola. Ecco, vedete come aiutiamo anche, prego, ci mancherebbe altro, dovere, prego. Grazie. Noi di Linea Grazia facciamo anche i camerieri, non c'è problema. Dicevamo del vino. Ha un retrogusto di gambero di margherita con anche un po' fiore secco, volendo, come Sì. l'odore è giallo. La consistenza com'è?
Liquida. Sì, abbastanza. Liquida. E con cosa si abbina? Con il rosso. Sì, quello di prima, giusto? Però adesso. Bene, ma passiamo alle cose serie e presentiamo il primo dei primi piatti, se le condizioni di luce di questo locale mi permettono di farlo, che sono i paccheri con stracotto di agnello al finocchietto su fonduta di pecorino. Successivamente, se non dovessimo ricordarcene, verrà servito il risotto ai porcini con cascata di mele e riduzione al vino rosso, e poi passeremo ai secondi. Dunque, buon appetito! Allora, questo ed ecco, cari amici, il risotto. E buon appetito! Ah, arrivano i rinforzi! Ringrazio la signora. Grazie, ringraziamo pubblicamente le signore per la prima volta sullo schermo di Canale 36 per la loro generosità e innata simpatia. Grazie. Cosa ci può dire riguardo alle prime pietanze che abbiamo assaggiato questa sera? Qual è più buono, il tuo o quello della Sandra e della Giuliana? No, il suo era più buono. Aveva qualcosa di più. Bene. No, siamo stati molto soddisfatti, abbiamo avuto anche la generosità degli altri tavoli. Sì, che è stata spontanea e non richiesta sicuramente. Su mia richiesta e volontaria. E volontarie. Però non l'avrebbero più mangiata, quindi comunque... Perché sprecare il cibo è sì tanto ben fatto? Bene, ottimo, lasciamoci con queste immagini. Spero che la cena sia stata di vostro gradimento. Morto! No? No? Ancora non è finita. La risposta è esatta. Bene, la risposta è esatta. Un saluto agli amici di Lo Scrofunda, un altro bel applauso, e agli amici che ci sono venuti a trovare da Vicenza e da Padova. Linea Grassa. Evviva! Grazie! Voglio ringraziare anche Luca Gattavecchi della cantina Gattavecchi che ci ha fornito per questa serata il suo vino, e ormai l'immancabile pasta panarese che ci segue per tutto il tour di Risate e Risotti. Bene, ora ho quasi fatto. Bene. Direttamente da Colorado, Carmine Farago. Buonasera, buonasera, tutti quanti, buonasera, bravo, girata, perfetto, si gira pure lei con la sedia è meglio, perché sennò dobbiamo fare 3/4 d'ora così, il qua tutto bene, lei può anche girare con la sedia, lo dico per lei, poi dopo deve cambiare, al secondo tempo si mette dall'altra parte, che sennò, bene, così facciamo uno spettacolo di 5 minuti, se vi piace, no di più, se vi piace io continuo, se no diciamo che è proprio la settimana adatta che c'è il Festival di Sanremo, non voglio parlare del festival perché tanto siamo qua, è meglio che uno si svelena, no? Diciamo che ascoltiamo musica italiana in genere tutti quanti, credo che un po', per esempio lei ascolta un cantante, la signora un altro cantante, la signora ancora una, per esempio lei chi ascolta? Un cantante che le piace? Cantante, si è rotta la radio, no? Cantante così, un nome, Baglioni, lei Baglioni non mi piace, ne dico un altro, Giovanotti, ecco, Baglioni era brutto, bene, allora, io la domanda mia che mi faccio da tanti anni, dopo un certo percorso della mia vita, è stata questa qui, come mai negli anni 60-70 in Inghilterra nascevano i Genesis, i Pink Floyd e i Deep Purple e contemporaneamente in Italia avevamo Orietta Berti? La domanda non è chi è, no, la domanda è perché? Perché Orietta Berti è toccata a noi? Che cosa abbiamo fatto di male? Ha fatto solo una canzone, finché la barca va lasciala andare, finché la barca va tu non remare, come cazzo cammina sta barca? Posso
posso anche capire che è un consiglio, la canzone a volte o un consiglio, uno spaccato sociale o una storia d'amore. In questo caso è un consiglio a uno che sta su una barca, credo, perlomeno fino a ho capito qui, sta su una barca a favore ricorrente, allora dice senti che remi a fare, tanta che barca cammina, e questo può essere pure utile se chi lo scema che sta coppa barca non se ne è accorto che sta capendo, posso capire, però fino a che è così va bene, ma il verso dopo, successivo, mi fa quando l'amore viene il campanello suonerà, ma si chi le sta in coppa a barca. Posso per esempio sopportare uno come Gianni Morandi che tanti anni fa uscì fuori nel primo videoclip secondo me italiano, usciva dalla roulotte, si girava, quel gufo con gli occhiali, che pure il gufo va su, dice ma come ha fatto a non vedere i notte? Perché è giusto, quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha. Sa prima la roulotte, usciva il figlio di 7 anni, secondo me più scemo lo padre, che faceva, me lo prendi papà? Quanti anni hai tu? Hai mai chiesto a tuo padre, papà mi regali un gufo? Che te ne devi fare? A che lo serve un ragazzino un gufo? Niente. Andando avanti è andato peggio. Banane, lampone, chi c'era con te o fruttaiolo? Ascoltando una canzone di Ricchi e Poveri proprio in macchina l'altro ieri, quello che faceva, ho preso la chitarra e canto per te, il tempo di imparare, lo so, non so suonare, e che le via da fare. Dico tu devi cantare perché ho preso la chitarra e canto per te, dici ho preso un microfono, non racconto mai anche a gente che la chitarra non la sai suonare e faccio bella figura. Andando avanti tipo, mi ricordo uno, vabbè questo è conosciutissimo, Biagio Antonacci, se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che... un po' meno che stai scrivendo la canzone, Finisci. Poi è bianca, è cominciata nuova, c'è stato lo spazio, si blocca, se io, se lei, se io, se lei, se io, se lei, se io, se ricordate? Cioè, ho fatto se io, faccio se lei, tu sei stato un po' meno gelosa, un po' meno nervosa, un po' meno che, se io, se lei, se io, se lei, se lampo di genio, se noi, e sei un fenomeno. Massimo Di Catà, che ti darà la sua mano, a chi darò la mia mano, ma perché a te la mano di sera? Guarda che se l'hai lasciato sei rimasto solo, la mano da serra. Bravissima che era Marina Rei, una canzone dal titolo Primavera, è la primavera, che la fa 2 palle che viene l'autunno, poi finalmente comincia a sabato mattina ancora a scuola, tiene 40 anni che fai a bidella. Oppure quell'altro bravo, per carità, Mango, mi piace Mango, Manghicana. Dove vai? Con la testa dentro al cuore e il cuore in testa a me. Dov'è questi combinati? Andando nella preistoria andiamo con Gino Paoli, va bene? Ti lascio una canzone per coprirti se avrai freddo, ti lascio una canzone per mangiare se avrai fame, lasciami 50 euro. La spesa me la faccio io. Oppure quell'altro bravissimo Ron, pensate che Ron visse il Festival di Sanremo con questa canzone, vorrei incontrarti tra 100 anni, sì, c'è la pausa di riflessione. Lungo le strade tante facce diventano una, che finisci per dimenticare o le confondi con la luna, ti si drogate con la strada, ero sfiatate. Le ragazze non chiedere niente, perché niente ti posso dare, parla per te Ron.
Lucio Dalla è un grande, pensate che cominciava i miei concerti così, vorrei essere l'uccello che accarezzerai, balla balla ballerino, certo fu un ballerino, la faccio pure la canzone, però sega sega falegname, taglia taglia salumiere, c'è una casetta piccola così, tante finestrelle colorate, facciamo il coro a bassa luce, c'è una casetta piccola così, facciamo anche la coreografia, va bene? Dai, da seduti, così, con le mani così, chi non c'ha voglia solo le... È vero che facevano così? Chi proprio non ce la fa, solo la cara. Magari non c'ha il vizio che... Io lo farò con la telecamera. Ci sono parecchi uomini che hanno le viti in mano perché stanno sempre qua, non voglio magari disturbare oppure li traumatizzi, quelli ce lo lascio solo, no, una mano sola. Capita. E ognuno ha le sue abitudini. Quindi facciamo così, c'è una casetta piccola così. È venuto bene, bravo, però qua tu scemo su io, va bene? Tante finestrelle colorate, c'è una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare. Come fai? La casetta piccola così. La finestrella, signora, buongiorno. Sbagliando le proporzioni. Oppure quell'altro bravissimo che era grande, Lucio Battisti, questa la cantiamo insieme a bassa voce, così vi rendete conto che non cambio le parole delle canzoni. Bene, vai, io perché ho benga la voce stasera, la voce va da sola. Ti stai sbagliando che sono bello, Francesca. Va bene, però fatela un po' meno pellegrinaggio. Ti stai sbagliando, non è Francesca. Vengi in culto, lei è sempre a casa che aspetta, non è Francesca. Alla fine della canzone non è Francesca, era Francesca. L'ha pigliata per culo per tutta la canzone. Grande Battisti quando cantava inseguendo la libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, cioè tu rompi col passato, mi interrompere le palle e libello. La libella appena vedeva Battisti che parcheggiava, di caricare la fidanzata. Battisti, secondo me la più bella di Battisti, non so se siete d'accordo, e comunque per me è I Giardini di Marzo, che più o meno faceva così. Battisti la sussurrava più o meno così. Passava e quell'uomo gridava, gelati, gridava. Se uno grida così, secondo me se uno dice come fai? Un po' a spiaggia, gelati. La gente penserà, saranno scaduti i gelati. Sono andati a mare e non sapere. Lucio Battisti, oppure Battiato, mamma. Gesuiti, Euclide. Vestiti come dei bonzi per entrare al corto degli imperatori. Troppi personaggi, troppe comparse, non ce la fai. Pensate che Battiato nel 1983 scrisse per Milva questa qua? Alexanderplatz, auf Wiedersehen. Ma sono i primi versi di questa canzone va, e di colpo venne il mese di febbraio. Come di colpo?
se tu prendi un calendario, ci sta scritto dicembre, gennaio, febbraio, lui ci fa mandare che viene marzo, che è arrivata aprile non sapevamo niente. Non è che tu sei in estate, quest'estate siamo stati iellati, abbiamo affittato la cabina, lui agosto e lei da febbraio. Da sola la madre, bambini usciti dall'acqua, il cappottino a scuola. Franco Battiato però va, diciamo, apprezzato per un fatto specifico. Ogni verso di canzone che lui canta, tu come se tu lo vedessi, è come se fosse un videoclip diretto. Così. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e già arrivava l'eco di un cinema all'aperto e da lontano un minatore bruno tornava, cioè tu sapevi non solo va a spiaggia, tu giri e vedi un riflesso lontano e vedi insieme a quelli che vedi in cocco che si avvicina, c'è sta uno con una vicina per fare dice anche le che è tutta spiaggia, Bruno Minatore. Franco Battiato. Le strade di Pechino erano giorni di maggio e tra noi si scherzava a raccogliere ortiche. Ma come si gioca a ortiche? Che il Natale giochiamo a tombola, no, Franco ha portato le ortiche. Mi fanno perso 3 kg di ortiche di sera. Ma non è possibile. Poi il re della rima, io l'ho sentito una volta in televisione, fa un giorno sulla prospettiva Niensky. Là si è bloccata, avrà voluto Zatacci, fatta la cazzata. Per caso incontrai Igor Stravinsky, per caso, per culo. Infatti c'è un altro bravissimo, aspetta, perché alcuni di questi qua, io ho fatto una ricerca e ho scoperto che alcuni di questi il cantante neanche lo voleva fare. È vero, per esempio Luca Carboni, il cantante, non lo voleva fare e secondo me faceva buono, perché uno che ti canta Feffellina, no, ce la faccio, è solo che Feffellina, da grande che farà, da grande, che la fa fare la gamba 3 giorni, lascia stava a farlo, la canzone è pure carina, Fiore in bocca. Ah, una cosa importante, l'ho vista al concerto, ha fatto, quando dice fiori in bocca sembra che il fiore su sta mangiando veramente e la fa schifo. Che fa? La faccia fiori in bocca. Può servire a che? A che ti può servire un fiore in bocca? Per essere una persona onesta, fiori in bocca può servire. Oppure no, ma dove vuoi? Freddina, vedi che sono qua, e che le faccio a farfalla se ne va. Luca Carboni pure lui ha lo stile personale, ogni cosa che gli capita di fare nella vita, lui ci fa la canzone, si compra la motocicletta e ci parte con questa casa. Bella, cambiata il genere, ho pensato. Comprato anche la moto, che entusiasmo per dire questa tua moto molto bene, faccio i pieni in autostrada, prendo l'aria sulla faccia, che te lo casco mare, 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 ma che voglia d'arrivare, ma che c'entra? Che c'entra un mare con la motocicletta? Niente, vuoi cambiare la canzone? No, ho comprato un motoscafo e te ne affanculo a mare. Luca Carboni, altri 5 minuti posso fare, signora? Ecco.
altri 5 minuti e poi facciamo una pausa e poi lo riprendiamo dopo. Pensate un po' per esempio, ci sono cantanti tipo questo portaiello, quando dicono questo portaiello, mi dispiace. Quando dicono per esempio Masini Portaiella, mi dispiace perché Masini lo apprezzo tanto, è un cantante emotivo, bravo ed è onesto. Lui dal titolo della canzone ti fa sempre capire quello che tratta nella canzone. Se la canzone si intitola Disperato, tu state sicuro qualcuno Grignani no, Grignani te fa fesse. Grignani se dovessi intitolare la canzone Pozze morire accisa, per dire, che in italiano sarebbe che tu possa essere ammazzato, lo intitola Destinazione Paradiso, che è la stessa identica cosa. L'avete mai ascoltato che mi fa? Cade una lacrima e affoga la città. Oh, una lacrima affoga la città, speriamo che non pisci, cioè non è possibile, oddio, a Fiumicino è bastata una lacrima, ci siamo allagati. No, comunque niente, cantanti bravissimi. Allora, Luca Carboni, come si chiama? Grignani, canta in questo modo. Ti ho detto. Lo rifaccio, bene? Attenzione. Ve lo spiego? Beh, dunque, vuol dire sono seduto su un grattacielo. In grignanese. Io approfitterei una piccola lezione di grignanese, canto prima io il verso e poi lo ripetiamo insieme, bene? Allora, vai. Bravi, attenzione, questo è difficile. Che vuol dire poi guardo giù, anche se non si capisce, guardate la faccia. Voglio saltare, voglio imparare a volare. La canzone poteva finire qua con una spinta sopra la grattacielo. E il falco va senza catene, con falco di solito esce che cadè. La settimana bianca, ve la ricordate quello? Ti raserò la Iola, no! Ti raserò la Iola quando esci dalla scuola, ti minacci. Aspetta poi una scuola che ti porti in mano. I genitori sono preoccupati, la figlia si sta avvicinando a un drogato, che stai attento al giardiniere. Peggio di questi gli 883, perché uno non si ricorda, ma loro per avere successo hanno fatto morire l'uomo ragno. Io pensavo che avranno ammazzato l'uomo ragno, tu vatti a sentire la canzone e scoprirai che l'uomo ragno è stato ammazzato da un'industria di caffè. Quanti di caffè si pigliava? Non è morta l'ex Britti con 7.000 caffè. 7.000 caffè, quanto zucchero! Poi prima di chiudere volevo solo accennare più o meno l'argomento che continuiamo dopo, praticamente sono i cantautori italiani, i cantautori italiani che nascevano nella metà degli anni 70, tipo questo qua, De Gregori. Rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, grazie libri severi. La pagina chiara, la pagina che io librai questo, sì. Di non aver paura di sbagliare un calcio di rigore e se ando uno fanno a me. In mezzo a questi ci stava Vecchioni che ha vinto diverse volte, ha vinto 3-4 anni fa al Festival di Sanremo con la canzone Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, chiamami tu amore, ma perché roba è finita la scheda? Lui era abituato a ben altri testi. Vecchioni era famoso per queste canzoni qua, per esempio questa. Attenzione alle parole, signora, questa la conosce sicuro. È lui che torna a casa sbronzo quasi tutte le sere, quel silenzio tra noi due che sembra non finire. Quando lo svesto, lo rivesto e poi lo metto a letto. Lo metto a letto vestito. Quello forse pensava, io mo in mano mattina ce la vestivo questa, mo come non importa. Era già rincoglionito. Se non avrebbe cantato 3 anni dopo, voglio una donna, 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 con la gonna, gonna, gonna.
voglio una donna, 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 prendila te quella col pisello, no, beviatela tutta, lascia. Grazie, ci vediamo dopo. Eccoci qui in cucina, nella cucina dei campioni. Attenzione, certo, si scivola. Staremo attenti il più possibile. Eccoci qui, buonasera. Buonasera. Assistiamo alla preparazione dei secondi. Grazie, scottano? Quello è il mostro che da noi. Credo non sia la stessa cosa, visto che il fotografo sta spendendo del tempo e dell'obiettivo per fotografare. Fotografiamo anche lo stato avanzamento lavori, Ah ok, poi scremiamo tutto quello che viene fatto. Oddio mio. Togli delle balle. Certo. No, che scottano. Buonasera. Ciao. Vuole rilasciare una dichiarazione? No, ok. È un po' umido. Vediamo se riusciamo a vedere anche di qua. È un po' una spirale, una spirale. Ah, sì. Cosa bolle in pentola? Il sughetto dell'arnese. Buonasera Emanuele. Buonasera. Grande rispetto e grande apprezzamento per il suo lavoro finora e che cosa ci aspetta? Ce lo racconti? Allora, in questo momento vi aspetterà l'anatra che incontrerà il pollo in un appuntamento romantico. Assieme Speriamo vadano anche a letto e suggellino il loro amore. il loro amore e quindi lo faranno sopra le verdure. Bene, quindi un letto di verdure, un letto nuziale. Esatto. Un letto di verdure croccanti. Ma qui abbiamo il patron Cesare Caiello, ovvero colui che ha dato gentilmente la disponibilità questa sera. E tra una settimana sarà da voi. E tra una settimana ci sarà il gemellaggio con l'Osteria Fierluce a Camisano Vicentino. Attenzione, È il battaglione. diciamo che il comico ha portato il buon umore anche in cucina. Va bene. Lei è nuova, non c'era l'anno scorso, quindi non ci conosce. Ok, immediati. Ehi! Sai che è una crostata? Attenzione, che cosa starà cuocendo a 1000 milioni di gradi in questo forno ventilato? Lo scopriremo più tardi. Attenzione, la crostata, questa è una cosa probabilmente, questo è un bootleg che non vedremo sulle nostre tavole, ma lo abbiamo catturato nelle nostre immagini. E anche nelle nostre pauci più tardi. Bene. Direi che possiamo lasciare i nostri amici al loro prezioso lavoro e ce ne andiamo e ritorniamo nella nostra dimensione. Può fare invece quando piattiamo? Sì, certo. Spostati là, Questo qui? piatti di qua, o vi mettete qua. No, ascoltate, non scendo di là, Sì. Grazie a tutti, buon lavoro, a più tardi, grazie. Perché da mangiare, ma anche con il bavarese di riso col suo croccante. Allora, su questo letto di verdure e couscous, scusa, dammi un attimo. Insalata croccante, non c'era il couscous, scusate, ma c'è l'insalata croccante con lenticchie e quinoa. Ma forse era bavarese di riso? No, dove hai visto il riso? Non lo so, comunque. Era l'anatra che incontra il pollo. Io credo che fosse l'anatra che ha incontrato il pollo, che è che ha incontrato il pollo, hanno fornicato per molte ore, poi sono scomparsi e sono finiti negli stomaci di Braciola. Immaginate su quel piatto delle braciole che sono state mangiate. Esatto, negli stomaci di coloro che erano in questo tavolo. Bene, detto ciò vi lasciamo all'ultimo piatto prima dei dolci, ovvero la bavarese. Dove
Qua, bavarese di riso con il suo croccante, caramello, mu, spennellata di ibisco e fiori. Nel frattempo arrivano tris, quattris, quinquis. Guardate quanti quintali di roba, perché qua non siamo alla nouvelle cuisine ma siamo all'ingrasso, quindi giustamente possiamo mangiare senza remore. E solo i veri campioni danno prova del loro stomaco. Signori, ve lo ricordate? No? Guardatelo bene. Carmine Farago! Olè! Era meglio non interrompere, però va bene. Se siete ancora svegli facciamo altri 2 minuti, va bene? Stavo facendo i cantautori, avevo accennato i cantautori italiani, ci stanno tanti altri, ho parlato solo di De Gregori, Vecchioni, c'è sta per esempio, ve lo ricordate Eugenio Finardi? Bravo, modo di cantare particolare, perché poi ho analizzato tutte le canzoni, non è che è solo extraterrestre o musica di bello, tutto quanto è tipo sembrava che stava cantando solo la lavatrice mentre faceva la centrifuga. Lui ha scritto, pensate, la canzone più triste del mondo, dove che faceva: la prima volta che ho fatto l'amore non è stato un granché divertente. Non è che si è messi di spalle. Cambia vita, Oppure, per esempio, Fabrizio De André, un mostro di parole. Tante canzoni belle. Signora, vuole un posto? 5 euro, qua sta è lì. Io stava tante canzoni. La canzone però che tutti si ricordano è che faceva: la chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, la chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Ma secondo voi no? Una che si chiama Bocca di Rosa, che specializzazione? Dove avrà studiato? Alla Bocconi! Che dopo che mischiava le carte diceva: chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, la chiamavano Zoccola e facevi prima. Oppure cantanti come Antonello Venditti, Sara, svegliati è primavera, che è una tartaruga. Sara, sono le 7, tu devi andare a scuola. Sara, prendi tutti i libri, accendi in modo che stai sempre in mano. Pure già non ci voleva andare a scuola. Venditti è un grande, perché cantanti, questa qua era molto bella, faceva: il nostro cane studo dai che tu vanno avanti, chiudi sta telefonata. Chi è qui? No, sei affrontato. Chi è? Sapevi, giusto, hai coinvolto, chi è? Resti. Renzi. Napoletano, chi è? Napoletano. Non parla lui, non parla di. Il nostro cane non mi riconosce più. È l'unico cane che non riconosce un padrone. Altri profumi, altre valigie da portare giù. Che perciò non te lo riconosce. Ma poteva giurare. Cerco le chiavi di casa. Questa non è casa mia. E le valigie Davide portare. Poi si gira verso il suo cane, fa: tu, dimmelo tu cos'è. Lì hai sbagliato palazzo. Oppure Venditti, la più bella è stata questa qua. Non vedo un cacchio. Io mi ricordo 4 ragazzi
con la chitarra, il pianoforte sulla spalla. Oh, te dico pianoforte. Voi siete 5, 4 portano la chitarra e uno porta il pianoforte. Ma siete sbagliati proprio, ho organizzato una schifezza. Come si fa a portare una chitarra in 4? Io porto il manico, io porto la cassa, io porto tu il plettro. 7 metri più di essa, uno con un maronni che ancora ti serve una mano, non ce la faccio. Eppure questa canzone è rimasta nella mente degli italiani, ci ha fatto un film, 2 anzi addirittura. Il primo era Notte prima degli esami e 2 anni dopo Notte prima degli esami. No, oggi, che Rambo 1, Rambo 2. Sì, non lo sai, è stata, sì. Quindi in mezzo. Notte prima degli esami, e beh, questi film qua belli, tipo quelli di Moccia per esempio, avete fatto caso? Prego signora. Avete fatto caso che nei film di Moccia i fidanzati non si regalano l'anello ma si regalano il lucchetto? Uno si fidanza con una ragazza, corre a Ponte Milvio a Roma e attacca il lucchetto al ponte, ti lasci? Va da nota al Ponte Milvio e tu certe volte non te lasci per non andare a nota, poi c'è solo traffico, oggi te posso lasciare, te lascio domani. Oppure beh, ci sarà il Festival di Sanremo, a proposito del Festival di Sanremo, quando nel 2008, vi ricordate che lo vinse il Festival di Sanremo 2008? No? Come non c'è? No, i giallissi erano morti. A morire il giorno dopo del Festival e se no facevate il canzone. Jodie Tonne e Lola Pons. Jodie Tonne. Lola Pons, ragazza bionda argentina bella. Jodie Tonne invece non lo so. Sa guardare, mentre cantava c'è bella, 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 cerco scampo anch'io. Cerchi scampo, ti chiami di Tonno. Sei un mezzo scorfa, ci manca la cozza e faci mangiare di mare. Quell'anno partecipò anche Toto Cutugno, lo risvegliamo al sarcofago. Max Gazzè, voglio il vostro aiuto però. Max Gazzè, la domanda non è chi è, la domanda è perché? No, la domanda è Gazzè. Oppure quell'altro bravissimo Francesco Tricarico. Tricarico, per esempio lo conoscevo solo per le canzoni, non l'avevo mai visto e pensavo uno che si chiama Tricarico come minimo è carico. Io invece arrivavo, signori Francesco vieni, aspetta da là, vai, fallo sentire, scusi signore, questo si è fatto i capelli come Balotelli, la fa lampada magari come la Balotelli, come ce l'ha? Come? Non so. Allora pensate, questi qua, bravi, che ti stavo parlando? Mi ha fatto il Tricarico, signori, Tricarico! Arriva così. Buona vita tranquilla. Ah, sono io. Una vita tranquilla. Ma è Tricarico, sì. Sarà scarico. Bravi pure quell'altro, bravissimi, secondo anno, l'anno dopo, 2009, festival vinto da Marco Carta. Aprire gli occhi a ritrovarti qui, risvegliarsi mani nelle mani, si sbagliava così. Con chi ho detto, giù a scasella. Arisa, sincerità, sincerità, sinceramente Ari, cambia parrucchiere. Rifare l'amore, per ore, con te. Sincerità, non tengo coraggio. L'anno dopo si ripresenta. Può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l'amore, no. Cioè scoppio solo, è come femmina salva sulla risa. Voglio curi. Non erano meglio le canzoni, sono sicuro, che la conoscete a memoria questa qua.
parlava di una rincoglionita che abitava solo la sera andavano a casa, che fai, esci con noi? No, c'ho da fare col coniglio. Poi un giorno ci ho litigato, mi ha rotto le palle e mi sono magnata. Finì l'amicizia, la sera. Bravi. Ieri per caso vi ricordate? Ma che cazzo è? Bravi, è peccato che hanno fregato gli strumenti, ma bravi. Io ho visto un concerto di Neri per caso, non ce la facevi più. Mamma, 2 ore. Le ragazze, quanto c'è sentimenti e va a fare culo, compra la chitarra. 50 euro a testa per comprare la chitarra. Io l'ho detto da sotto al palco, tu compri la chitarra, ho fatto no, noi cantiamo a cappella. Però secondo me. Oppure San Da Vinci, non riesco a farti innamorare più di me, se devo perderti, se devo arrendermi, stasera porta pure il vuoto, via con te, e butto pure la monnezza. Oppure quell'altro Povia, i bambini fanno oh, che meraviglia, i bambini non sopportavano più. Un bambino dell'età tua andate vicino, ma non è vero, facciamo così, capite? Stronzo. Ha lasciato i bambini a pigliare i piccioni. Più o meno come fa un piccione. L'amore sopra il cornicione, è comodo, sì. Questa è una nuova posizione del Kama Sutra. Cara, come lo facciamo stasera? Pecora, no, stasera mi piace un piccione. Bravissimi, tipo, con la voce che ho stasera posso fare Riccardo Cocciante benissimo. Io non posso stare fermo, con le mani, tante cose, e se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Perché fate i turni. Noi saliamo sul cielo, la prendiamo che è una stella. A dove vai tu? Tu non ci arrivi neanche a cambiare la lampadina del bagno. È alto 1,10 m. Ho visto il concerto 3 anni fa, ho pagato 80 euro a Gesù pianoforte. Di vernice, coloriamo tutti i muri, case piccole e palazzi. Ma che vinto scudetti? Ci stanno alcuni cantanti bravi come uno che mi piace proprio, poi magari non insospettabile, Amedeo Minghi. Amedeo Minghi, bravo, cioè c'ha una correttezza. Pensate che le stronzate le scrive anche lui, ma a differenza degli altri lo dice, lo dichiara. Se voi comprate un disco di Amedeo Minghi, dietro la copertina c'è proprio scritto musiche e testi di Minghi. Letto io, senza problemi. Che se conoscete Montagne Verdi, questa è la passeggiata. Ancora ti chiamerò, il tuo nome sarà il nome di ogni città, in cantina una fiamma. Sarà sul cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per medio col naso all'insù, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre là, ma si lo trova bene, sempre là, come siete in 2, fai guidare niente, e ti guardi sti cazzi di cartellone. A medio amico che dici io col naso all'insù, se non posso dire, il naso che da vita, va. Negli anni 60, vi ricordate che faceva e guarda il mondo da una blocca? Tanti che si dà la matrice. 2 anni dopo, puntuale, arriva e ti fa stare da solo. Giulia, non mia cara, sul mare aperto mi perdo, tu sei la mia ancora. Ti prego, sali in macchina. Ma stiamo a mezzo mare. Chi sta guidando? Schettino.
Negli anni 60-70 in Inghilterra nascevano i Genesis, i Pink Floyd e i Deep Purple, contemporaneamente in Italia Ci stava Orietta Berti. Sandro Giacobbe. La domanda non è che, la domanda è perché Giacobbe solo una canzone, 45 giri inciso da una parte sola. Tu gira tu dici che là da forse la scritto rigiralo. Signora mia, mi scusi se ho suonato, ma non so che cosa sia, o campanello, cioè. Secondo i classifico Umberto Balsamo, con Umberto Balsamo il padre eterno non ha avuto pietà, perché uno che si chiamava Balsamo non c'era neanche un capello. Sciolgo le trecce ai cavalli, no, pure i cavalli chiamano qualcuno. Ma bravi questi qua, tipo Rettore, il però non è un serpente, no, che sarà lo fulano. Fiorella Mannoia, come si cambia, con telecomando. Laura Pausini, non voglio più dividermi tra te e il mare, è arrivato Mosè. Poi c'è stato uno, volevo salvarne uno, Zucchero. Sui giornali c'è scritto Zucchero ha copiato una canzone. Zucchero, vi posso assicurare che Zucchero non ha mai copiato una canzone. Tu puoi copiare, copia a quelli bravi. A chi va a copiare Zucchero? A Michele Pepe. Michele Pepe neanche lui si ricordava. Il fratello di Michele, quello che fa la tua. Zucchero era uno furbo, bravo, pensate l'ultimo disco l'ha scritto metà in inglese e metà in italiano, tanto che se ne accorge. Dico mi suona e questa è la parte italiana. Che bonus the sky, che bonus the sky, chi tenga premium quando me ne frega. La canzone è bella, io l'ho comprato originale il disco l'ho comprato, non l'ho mai comprato originale, compro sempre falsi, l'ho comprato originale, ma c'è un motivo però, non mi guardate strano, compro sempre falsi, c'è un motivo più che valido. Siete mai stati in un multisala di cinema? Quando fa, prima del film c'è sempre quella pubblicità che fa masterizzare. Chi quando sente che la voce sente la mano lo finanziere masterizzare è reato. Perché non pacchi popcorn 5 euro che ma masterizzare i popcorn. Comunque la canzone è bella perché se proprio tu che cosa vuoi di più, il povero poppero. Ma che cosa voglio io, il povero poppero? La stessa cosa. Se non mi basto mai, che non ti basti mai, il povero. Ma che cazzo è solo? Il tuo cervello non pesa 1 chilo, perché tu pesi, quanto pesa? Poi c'è stato, io a un certo punto mi sono andato a Napoli e mi sono comprato questo disco originale di Napoli. Il disco, sono tornato a casa, il disco dentro non c'era. Allora è originale. Sono ritornato, bello, stamattina ho comprato il disco di Zucchero e dentro non c'era niente, la fatta. E quello è light, cioè senza zucchero. Giù. In mezzo a tutte le parole. Sapete quando mi piace più di Ligabue? Tutti vogliono viaggiare in prima. Ci ho provato, bruciato motore alla frizione. Tutte quelle case piene di qualcuno, e tra quei qualcuno tu con chi sei? Con qualcun altro. Certe notti la macchina è calda, dove ti porto lo decide lei. Ci ha letto un po'. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che fai. Certe notti stai a casa,
bello che già ti metti a dormire. Certe notti tra cosce e zanzare, dove avrà da turbaiare? Ci vediamo da Mario prima o poi. A me che non mi fa pena da sta canzone è Mario. Non è che gli dà un appuntamento. Come sa Alex Britti quella canzone? C'era una notte, forse erano due. Ah, già ti sbagliato. C'era una mucca, un asinello e un bue. Stava facendo un presepe. La mucca sul presepe non me la ricordo. Forse stava sotto al bue, non lo so. Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo solo una notte tutta la vita. Importante, prima che l'estate sia finita. Siccome in autunno gli cadono le foglie. Ci sono quelli rap, ne vorrei fare solo uno. Giovanotti, veramente bravo. Quando fate la canzone, allo stesso. Questa montagna che la fa caldo là, eh? Sì. Sta facendo esperimenti caldo freddo. C'è sta la canzone, dice, no, quello che fa è fedeltà. È fedeltà. È fedeltà. Cosa si possa perdere? Fedeltà. 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 Sta canzone sa come comincia? Case di pane, riunioni di rane. Riunioni di rane. Ed ecco l'ultimo piatto, ovvero il dessert bavarese di riso sul suo croccante caramello mou, spennellata di ibisco e fiori. E buon appetito! Attenzione, abbiamo scoperto addirittura il bar Obelix, che noi credevamo defunto e invece è lì con noi. Si è ritirato con Falbalà a vita migliore. Ha soffiato la moglie a Giulio Cesare. Guardate la vista che ha alla vostra destra. E il segreto che si è trasferito. Ci stiamo dirigendo in direzione di Monte Fiascone, dove il nostro viaggio proseguirà, e questo è il panorama di Orvieto.
vigneto è situato 480 metri sul livello del mare. Ora qui in questa foto sembra sullo stesso piano, ma il lago è a 200 metri. Un terreno sciolto, vulcanico, qui produciamo i nostri vini. Sono questi 26 ettari di vigneto con agriturismo. STS, questo è un STS base, questo un altro STS Poggio al Cardinale che viene fatto con le piccole vinificazioni. Nella barricaia l'ho fatto vedere. Leggero passaggio in barrique, 3 mesi, e poi viene preparato per il bottigliamento. Questo Luce di Lago è un vitigno rossetto tipico qui della zona che produciamo dell'est-est. Poi abbiamo un vermentino e il Greghetto che è sempre locale, umbro e... perché noi stiamo in corrispondenza a 5 km dall'Umbria e a 10 dalla Toscana e 15 così. Poi abbiamo questo rosso, questo Merlot e questo è Don Carlo. Questo si chiama come il personaggio, il famoso Defuk. Sì, famoso, vabbè. Il signor Leonardi, lei è Mirella, la venditrice diciamo, della cantina Leonardi. Questa è la cantina privata, probabilmente senza torta a nessuno, più prestigiosa e più antica di Montegascone. Si produce dell'ottimo SSS, diciamo Ruzio d'eccellenza e anche un ottimo vino rosso che si chiama Don Carlo. Dico bene, signor Leonardo? Merlot Cabernet. E niente, siamo qui quando volete, potete usufruire del nostro prodotto, della zona. Titolare persona squisita. Facciamo visite guidate in cantina, degustazioni, ecco, sono stati diversi gruppi, vengono da Brescia, Padova, Stato di Milano, vengono diversi con le crociere. Bene, grazie mille per la vostra disponibilità e invitiamo tutti quelli che ci guardano a fare un salto qui alle cantine Leonardi. Molto vi aspettiamo. E sulle note della banda dei paesi vi lasciamo la prossima puntata. Arrivederci.